L'occasione per il taglio del nastro coincide con una ricorrenza importante, ovvero la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e per la prima volta Treviso apre uno spazio dedicato proprio all'ascolto delle donne in difficoltà. Nella suggestiva cornice di Via Alzaia, a 2 passi dal prato della fiera, apre Spazio Donna, un servizio gratuito aperto all'ascolto di tutte le cittadine in difficoltà. Sarà uno spazio in cui le donne potranno venire a chiedere magari indicazioni su quali strade percorrere per risolvere i loro problemi. Spazio Donna, gestito dal Comune con il supporto di 2 cooperative, sarà aperto 2 volte alla settimana, il martedì dalle 14 alle 16:30 e il venerdì dalle 9:30 alle 13. Ma presto l'orario potrebbe estendersi anche ad altri giorni della settimana. La mia intenzione è questa comunque, in collaborazione con le altre associazioni, la possibilità di aprire anche in altri giorni, in modo che ci sia la massima possibilità di accesso. Ed il delicato tema della violenza sulle donne è stato al centro del convegno organizzato oggi dalla CGIL. A Treviso, come nel resto del nord-est, le segnalazioni sono in crescita anche negli ambienti di lavoro. Eppure è ancora solo il 10% delle vittime che ha il coraggio di denunciare. C'è un allarme molto più forte, è una delle regioni dove il femminicidio e gli atti di violenza sono stati più alti della media nazionale. Questa dimostrazione che c'è una situazione davvero che deve allarmare la società nel suo insieme.